Giovanni ed ha, pensate bene, 52 anni. Ciao Giovanni. Salve. Ciao. Allora Giovanni, tu mi hai chiamato perché sei in cerca dell'anima gemella. Sì, esatto. Tu vai cercando una donna per te. Esatto. Allora Giovanni, quanto tempo è che tu sei single? Sono parecchi anni, sono più di 25 anni. 25 anni praticamente che tu sei single. Che sono single. Non hai mai avuto una donna in questi 25 Sì, ho avuto anni? una ragazza così una volta di tanto in tanto. Passeggera praticamente. Passeggera, l'avventura così e basta. E No? quanto è durata la passeggiata? Ma a volte dura un anno, a volte dura anche un giorno. Sì, ma dico con questa quanto è durata? Con questa è durata 3 anni. 3 anni, quindi è stata una passeggiata abbastanza lunga. Abbastanza lunga. E come mai vi siete lasciati? Ci siamo lasciati perché lei insisteva sempre nel dirmi a me perché stai con me. Esatto. Io non ero mai, diciamo così, Non eri veritiero, mai- per dirci la verità, per dirci Esatto. che io non mi andava di dire Cioè, la tu te la tenevi praticamente Me la tenevo così. per comodo. Per comodità, ecco. Esatto. E quindi siccome non potevi Non potevo dichiarare la verità, dichiarare la verità e la cosa non l'ha portato per le lunghe ed è finita lì la cosa. esatto. Cioè, e ci ha impiegato 3 anni fino a Ho che pagato 3 anni. lei l'ha capito. Sì, l'ha capito dopo 3 anni. Fortunatamente l'ha capito. In ritardo, ma l'ha capito. Esatto. Vabbè Giovanni, a che genere di donna sei interessato? Io sono interessato a un genere di donna magari, cioè piuttosto, diciamo così, più che altro non deve essere tanto bella perché, ma anche se Le donne troppo belle praticamente non ti attraggono. mi indispongono un pochettino. Esatto. E come mai Giovanni? Cioè, perché vedo Ti che portano magari timore? sì, forse un pochettino mettono un pochettino di timidezza, ecco, quelle troppo Perché magari tu in imbarazzo. Forse magari perché pensi che te la possano rubare, vero? No, quello non lo penso, però penso che anche la donna troppo bella si dà per sé e pensa Troppe arie. troppo un po' montata, eccetera, eccetera. E cioè per te questa è una cosa che non puoi Che sopportare. non posso sopportare, ma Esatto. non da ora, da tanto tempo. Esatto. Quindi io preferisco una donna che sia Bruttina, diciamo. anche bruttina, però che Esatto. abbia un po' di Un bel carattere. un bel carattere. Giovanni, hai delle richieste davvero interessanti. Questa è la prima volta che mi succede che un uomo Sì. che si presenta nella mia trasmissione dei Cuori Solitari mi chiede praticamente di conoscere una ragazza bruttina. Sei il primo. C'è sempre da imparare. Grazie. Continuiamo. Grazie. Allora, questa ragazza che età dovrebbe avere? Perché tu Ma hai 52. intorno anche sulle, diciamo così, sui 40 anni, al massimo 50 anni. Quindi che dovrebbe partire dai 40, Dai 40 al ai limite 50. anche qualcosina in meno, l'accetti lo stesso. No, qualcosina in meno no, No. in più sì. Di più. Perché io ho un'esperienza pure con un'altra persona che una volta ho avuto Quindi una la vuoi anche matura. matura. Esatto, cioè non la vuoi troppo bimba. No, perché sennò ti dà problemi. Mi dà un po' di disagi, ecco. Esatto. Perché mi blocca un pochettino la situazione. Quindi sto parlando con le donne che partono dai 40 anni e arrivano massimo a 50. massimo ai 50, quindi dai 40 Io ai sono 50. 52, insomma, bene o male, insomma, 2 anni più o meno, perché oltre no e neanche di meno. Certo. Quindi Attenzione, amiche telespettatrici, alle richieste di Giovanni. Dovrebbe essere bionda, bruna questa donna? molto probabilmente se è bionda e occhi chiari va bene. Esatto. Occhi chiari, non poi forse deve avere occhi azzurri, occhi chiari. Di qualsiasi colore, basta che siano Basta chiari. che siano chiari, però bionda mi piace. Bionda. Sono un patito delle bionde. Sei matto per le bionde. Belle bionde. È praticamente un desiderio che tu porti da piccolino, giusto? Esatto, sì. Questo è Va bene Giovanni, dovrebbe lavorare questa donna? O non ha importanza? No, Non deve lavorare. Non ci sarebbe neanche di bisogno. Perché lavori tu? Esatto. Io lavoricchio io e ho qualcosa così che mi entra ogni mese, quindi non ho bisogno di fare troppe. Potete praticamente andare avanti. Non c'è bisogno Ci di prendiamo la mattina la colazione al bar, e facciamo la solita chiacchierata. Vi prendete magari un mi devo cornetto, ascoltare cosa, magari per mezz'ora, un'ora. Non è Cioè, che per un'ora lei praticamente ti dovrebbe sempre ascoltare. ascolta per un'ora magari, Esatto. non di più. Esatto. Quindi deve essere una buona Una buona ascoltatrice. ascoltatrice, soprattutto. E parlare poco. E parlare poco. Perché la cosa importante- no. può Se parlare. parla va bene, però non è importante che non esagera troppo, non mi fa Cioè, parlare. deve dire praticamente le cose limitate. Se poi non sì, riesce a sì, far va parlare bene, a me- ok, ragione hai. Giusto? Sì, va bene, ok, ragione hai. Perfetto, già, questo a te Questo ti basta. a me mi basta. Esatto. E questa donna dovrebbe essere libera oppure ti accontenti anche delle donne separate, divorziate? Anche separata e divorziata. Anche separate e Sì, divorziate? sì, anche separata e Cioè, per te divorziata. va bene lo stesso? Sì. E se abbia dei figli?
Ma lì è un pochettino la cosa problematica, perché poi c'è un problema dei figli, Esatto, cose. cominciano a essere assai. Mi affeziono ai figli, non vorrei fare tutte queste. Quindi evitiamo. Già per esperienza ho passato questo, non vorrei. Quindi- Meglio che sia single. Quindi richiediamo una donna senza donna prole, senza- giusto? Senza prole. Senza prova. Perfetto. Allora Giovanni, tu dimmi, tu ti puoi spostare, la macchina ce l'hai? No, io non ho la macchina. Ti puoi spostare lo stesso? Momentaneamente non ho la macchina. Esatto. Il motore ce l'hai? Neanche. Ho una mountain bike fuori che alla fine del mondo, se devo fare qualche chilometro lo faccio, arrivo subito Non colpo. in qualsiasi in un momento. batter d'occhio. Sì, in batter d'occhio. Con la mountain bike. Con mi la pare mountain giusto. bike, una fuoristrada. Al limite, non lo so, questa donna dovrebbe avere la patente o non c'è bisogno te la porti con la mountain bike? Ma no? se lei ha la patente meglio ancora, perché poi se magari succede che io compro una macchina un seminuova Ci vuole la patente. ci vuole la patente anche per lei, perché io non ho patente. A me gliela fai portare a A me lei. la faccio portare a lei la O macchina. se no, che abbia magari una mountain bike come te. Lo so che è una mountain bike è una Quindi se dovete uscire eventualmente anche con la mountain bike stessa. Esatto, e si sta, Giusto. Vi fate una bella facciamo le passeggiata. passeggiate, cose. Esatto, al chiaro di luna, La chiara magari, di luna, di sera, vicino al mare. vicino al mare. Va bene Giovanni, ora parlaci un po' di te, cioè che tipo sei? Se tu dovessi descrivere la tua persona, che tipo credi di essere? Parlaci Ma un po' di te. io- Ti do il microfono e tu praticamente ti esprimi davanti alla telecamera, Sì. perché in questo momento stai parlando Sì. con le donne che ti stanno guardando Sì. e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Esatto. Parla con Io mi descrivo, non posso descrivermi, cioè fra l'altro io non mi posso reputare neanche io, per cui io ho la vaga impressione a volte di essere un pochettino, mi prende questa situazione un po' ecco, giù di morale qualche volta, però non per questo non mi rifaccio sempre durante la giornata, però il mio carattere è abbastanza socievole, mi piace scherzare, mi piace dire delle cose, anche delle battute, fare delle cose insomma che sono accettabili per gli altri, non mi piace esagerare nei discorsi e essere troppo prepotente, non sono presuntuoso. E sono una persona che cerca di andare incontro alle persone e cercare di venire incontro anche a se stessi. Se io cerco di dire una cosa e qualcuno magari mi risponde in maniera io mi adeguo a quella persona, ma se vedo che quella persona poi magari con me si dimostra un pochettino e mi fa capire questo e quest'altro e magari poi io ci rimango male, per cui se è una persona che io sottoscritto così come mi vedete voi adesso parlare con me, a me voi qua in diretta, non lo so, insomma state vedendo eccetera eccetera, io non mi sottopongo a un fatto di, per me anzi ben venga questa cosa. A me quello che mi interessa è cercare di rientrare, come si dice, adesso non mi viene, comunque vado avanti e poi lo dico magari dopo. Siccome io ho cercato in modo di fare il mio meglio, il giusto, perché non sono uno che fa lo sbagliato, neanche crede di fare che crede di essere eccetera eccetera. Scusate che mi sono impappenato un pochettino. Io attualmente, oggi come oggi, mi reputo una persona che diciamo così, ho cercato di portare avanti non un discorso di stare in società, di stare con gli altri, di rendermi anche socievole io, però quando vedo che c'è, magari succede, non vorrei essere troppo pessimista, ecco, guardate che attualmente, oggi come oggi, vedere le cose in maniera negativa non è buono, cioè io le cose le vedo sempre sul positivo, per cui io non mi adagio sulle cose negative, perché non mi va, non è il mio carattere, quindi mi sento una persona leale, piuttosto uno volenteroso, uno che ha volontà di fare qualcosa, ogni giorno che passa di fare qualcosa di diverso, cioè cercare di migliorare con se stessi, non cercare di fare le cose come si dico a casaccio, senza pensarci su. Perfetto Giovanni. Allora, ascolta un'altra cosa. Come passi il tempo in una giornata? Cioè la mattina a che ora ti svegli? Il tempo della giornata lo passo la mattina quando già ecco comincia a fare l'alba, diciamo, ecco, io già mi sveglio con l'idea di farmi la croce di mattina, esatto, e cerco di andare bene con Dio prima di tutto, con il Signore. Poi cerco di piano piano con la calma, mi faccio le mie cose, mi sistemo, vado in bagno. Vado a che ora ci vai in bagno di solito? Normalmente ci vado io in bagno dopo mezz'ora, quando mi alzo da letto dopo mezz'ora vado in bagno. Esatto. Tutto dipende diciamo da quello che bevi. Esatto, dallo stimolo, perché anche andare in bagno oggi non è facile. Non è che ti devi concentrare per andare in bagno. Sono persone poi che per andare in bagno giustamente ci vogliono le c'è bombe. persone che per esempio che sono molto
molto stitichi, perché non Certo. riescono ad andare. Hanno bisogno di una bella di una stimolazione. bella stimolazione, vendono un caffè in più magari. Tu Io- invece di questo non ne hai no, bisogno. non ho Tu bisogno. vai bello Io liscio. vado regolare ogni giorno, bello liscio. Perfetto, è già È qualcosa. qualcosa. Quando io faccio il mio bisogno al bagno, ogni mattina lo faccio. Guai se non lo faccio, perché sennò Sì. mi sentirei un pochettino poi. Anche perché dovresti avere Mi problemi, se libero. non lo fai. No, è problemi. giusto. Quindi Mi fortunatamente il bisogno Il lo fai. bisogno lo faccio. Perfetto. Ogni mattina. Ok. Ogni giorno mangi tu? Sì. A che ora mangi? di Faccio solito? colazione la mattina verso intorno alle 8:30, 8:30 massimo 9, al massimo le 9, poi io a pranzo mangio sempre, ho l'orario già ben preciso, alle 1:30 sono adesso a tavola, mangio. Non salti mai il pranzo? No, mai, Anche mai, perché è una cosa importantissima. È una Ti cosa- devi mettere in forza. Prima che è una cosa importante e poi perché uno se rimane digiuno di giorno poi si becca il pomeriggio con un po' di malessere che non ha, ecco, carboidrati, una fetta di carne, magari il primo o secondo non mi deve mancare a me, quindi ci tengo al pranzo. Il pranzo è molto importante. È importante. Dopo il pranzo ti fai la pennichella Mi faccio un po' di riposino, però mi ascolto io un po' di musica. un po' di CD. Io sono un grandissimo fan di Lucio Dalla. Di Lucio, ti piacciono A le me canzoni? Lucio Dalla mi piace e mi metto un po' Lucio Dalla, La canzone di Lucio Dalla che ti piace di più, come si chiama? e Attenti al lupo? ce n'è una parla dell'allegria. Quale allegria? Qual è allegria? Questa è bella sta canzone, ma non si può cantare perché ci manca la musica. Certo, senza musica uno. Però se potesse iniziare magari a cantare una canzone, magari. Se poi puoi fare una solo, magari tanto per iniziare. Ma la posso fare, E vai. Allora, questa canzone di Lucio Dalla parla dell'allegria e siccome non c'è un sottofondo musicale, per cui io esprimo queste parole di testi musicali di Lucio Dalla. Vai tranquillo, esprimi tranquillamente. E il grande Lucio Dalla non è un nome, è una garanzia, tutto quello che vuoi. Parla dell'allegria, magari faccio la prova, il tentativo. La canto, magari la recito, non la canto perché non c'è sottofondo musicale. Allora, quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti e andare via. E poi ribatte di nuovo il discorso, le parole sono quale allegria? Insomma, se uno cerca l'allegria, vuole significare questa canzone che parla di tutti noi, che alla mattina ci dobbiamo mettere in testa di essere allegri, non di essere scontenti, perché essere allegri è importante, aiuta a migliorare la giornata, il quotidiano, nel quotidiano. Poi ce n'è una che parla, che so, di Anna e Marco, insomma, questa di Anna e Marco, come sono tante, Anna Permalosa, Anna dello Sguardo, ci sono delle donne che sono, non l'ho capito io ancora, ci sono delle donne molto permalose, per cui le donne permalose e suscettibili sono persone che dovrebbero fare la mattina, alzarsi con l'idea di non fare queste, scusate l'espressione, cioè di non dire alle persone che sono incazzate, trasmettono malessere anche agli uomini. Certo. Gli uomini hanno bisogno anche di essere stimolati e trattati bene dalle donne. Non Mi sembra giusto, una volta ogni tanto le donne si devono anche comportare bene. Si devono comportare bene. Va bene Giovanni. Allora, un'altra cosa. Dopo che ti fai la pennichella, su per giù quanto ti riposi? Io sto quasi un'ora, 2 ore a casa, tra riposo e divano e sedia e un po' di CD e qualche CD e qualche po' di... Di solito il pomeriggio a che ora esci da Ma casa? normalmente esco sempre intorno alle 3, anche se a volte normalmente alle 4, ma Sì. quando ho un impegno da commissione da fare ne esco anche alle 3. Alle 3. E ti ritiri poi? Poi mi ritiro, cioè, devo essere a casa non tardi perché devo cenare poi alle 7. Alle Bisogna 7 anche rispettare la cena perché ma se no... Io alle 7 ho la cena perché mia mamma mi aspetta a casa e devo cenare con mia mamma. Esattamente. Esatto, questa è una cosa... È una cosa importantissima. importantissima. Per cui noi ci stiamo rivolgendo naturalmente a quelle donne dai 40 ai 50 anni che volessero contattare qua Giovanni, perché Giovanni qua è a disposizione. Io so pure cucinare, per cui- cucino bene pure, so cucinare. La cosa che sai cucinare maggiormente, Quella cioè che mi viene più facile è la carbonara. la pasta alla La carbonara. pasta alla carbonara la faccio buonissima io. Bellissimo. Con la pancetta. Con la pancetta affumicata, le uova, il parmigiano dopo, insomma faccio delle cose e i piatti, anche qualche piatto di cose alla bolognese, alla buttanesca, Esatto. olio, ci sono delle cose. Esperimenti. Esperimenti. Va bene, quando esci con la mountain bike, dove vai? Io normalmente quando esco dalla macchina vado a fare 2 giri di corsa certe volte a Campobianco, qua a Trapani, Sì. che è vicino San Giuliano, che lì
E io lo faccio soprattutto anche per socializzare con qualche donna che è disponibile, che non è a volte che sono tutte disponibili le donne, anche perché a me mi succede quando ho trovato qualche persona un po' scontrosa, questo lo devo dire, non me ne frega niente, potete pensare quello che volete, quella donna che fa sport e fa, diciamo, lo fa per la salute, lo fa anche per l'aspetto fisico. Per l'aspetto fisico. Dovrebbe fare una cosa, assumere un atteggiamento verso l'altro atleta, magari chiamalo atleta. In questo caso saresti tu? Sì, di socializzare pure, non manda a fare perché questo è sbagliato, ragazzi. Ragazzi, questo è sbagliato. Perché se quella persona a lei lo saluta, io vado a Campobianco e saluto lei, che può essere chiunque, lei mi deve rispondere al saluto, perché il saluto l'ha lasciato Dio. Esatto. Intanto ti devo fare i complimenti perché tu 52 anni non li dimostri completamente. Ti ringrazio. Ne dimostri molti, ma molti di più. Come fai a mantenerti così? Adesso... Quale elisir di giovinezza usi? Io faccio a barba tutti i giorni, anzitutto. E questo è importantissimo, allora forse sarà questo. Sì, metto creme di quelle antirughe, anti-invecchiamento, poi anche per... Cioè curi molto il tuo aspetto fisico. Poi, fra l'altro, io mi porto questa pelle perché anche natura mia, lo faccio anche anche per piacere. Per piacere di più. Perché giustamente uno quando vuole piacere alle donne deve usare una pelle giusta. Perché se uno usa una pelle sbagliata non è che giustamente non ti guardano più. Per abitudine la faccio ogni giorno la barba. Anche per piacere. Anche per me stesso, per piacere mio stesso. Va bene Giovanni, arriviamo al punto. In questo momento ci sono le telespettatrici dai 40 ai 50 anni che ti stanno guardando, stanno facendosi un concetto su di te e stanno decidendo se chiamarti oppure no per contattarti, insomma per conoscerti. Sì. Vuoi dare un messaggio particolare rivolto a loro che in questo momento sono attaccati al televisore che stanno cercando di conoscerti meglio? Ora io ti darò il microfono, tu guarderai verso l'obiettivo della telecamera e ti rivolgerai a loro dicendo qualsiasi cosa, un qualsiasi messaggio rivolto a loro, cioè a queste donne che staranno cercando di contattarti. Ok Giovanni? Vai, sei in collegamento. Allora ragazze, io vi dico una cosa, cercate di dare il meglio di voi stessi e soprattutto comportatevi meglio, perché l'esagerazione porta all'esasperazione, per cui se voi assumete un atteggiamento buono nei confronti del ragazzo, dell'uomo, e in questo caso anche mio, perché qua si parla, non è un discorso personale, è collettivo questo discorso. Io voglio tanto sottolineare una cosa, non per essere prepotente o meno, di dirvi di cercare di comportarmi un po' meglio, di essere più attenti al ragazzo, all'uomo, meno egoisti soprattutto, e contattare, essere meno egoisti e più altruisti. Perfetto. Amiche telespettatrici, lo state guardando, Giovanni è qui, è un bel ragazzo. Ha 52 anni ma non li dimostra completamente, ha dei begli occhi, un bel viso, è bello energico. Quanto misuri? Io misuro di altezza? Io 67 kg. Di altezza 67 kg, mentre di peso quanti centimetri sei? Ah, di peso, cioè, di peso quanti centimetri sei? Essendo che tu sei alto 67 kg. Mi fai riflettere, cioè, quando io prendo la 46. La 46 d'Italia. D'Italia. Perfetto. E mentre diciamo gli occhi di che colore ce l'hai? Ce l'ho un verde, un grigio verde. Grigio verde topo. Che fanno riflessi, sì. Grigio verde topo. Mentre i capelli? Neri. Neri. Con riflessi argentati, quindi un po' brisolati. Questo si usa. Questo si usa. Perché giustamente c'è una pelle nuova e quindi deve avere i capelli. Esatto. Per cui amiche telespettatrici, ripeto, Giovanni è qua, è un tipo fermo, dico bene Giovanni? Sì. Per cui per tutte quelle di voi che lo vorranno conoscere, non potranno fare altro che chiamare al suo numero telefonico di casa, naturalmente, perché lui il cellulare non lo può vedere, dico bene? No, ce l'ho dimenticato a casa il cellulare, eventualmente si vede la prossima volta e lo faccio non lo può vedere perché non lo trovi. Non lo trovo. Dico bene? Sì. Però quello di casa va bene. Quello di casa va bene. L'importante è che telefonate però, per favore. Per cui chiamatelo, perché Giovanni è qui e sta aspettando le vostre chiamate, sta aspettando le vostre telefonate. E Giovanni è qui e sta aspettando voi, amiche telespettatrici, donne bellissime. Dico, no, bellissime no, perché te invece quella brutta. Comunque se c'è di mezzo qualche donna bella, lui chiuderà un occhio. Non guasta la bevanda. Lui chiuderà un occhio. Quindi donne brutte dai 40 ai 50 anni, chiamate Giovanni 52 anni di Trapani che è qui. Per favore, fatelo per me, per pietà. Fatelo per lui.
Va bene? Per la Vi prego, rubrica. per favore, telefonate, santo Dio. Rivolgiti di nuovo a loro e dillo, dai. Ragazze, signori e belle donne, telefonate per favore. Facetemi questa cortesia. Perfetto. Grazie. Bravissimo Giovanni, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta Grazie, signor e Alberto. naturalmente vi saluta A pure. Stranamore, e grazie del signor Alberto che è stato un signore. Finalmente l'ho conosciuto, è un grandissimo E uomo. ringraziamo anche il nostro amico Alessandro il grande- del bar che c'è di fronte alla Io Madonna. saluto il grande Alessandro che c'è il bar della Madonna di fronte alla Madonna di Trapani, per cui gli auguro, ottimo gli caffè. auguro un ottimo avvenire e un ottimo saluto e soprattutto che sia prosperoso anche per lui, perché lo voglio bene, questo, lo voglio bene. Ciao ciao ciao. Ciao, carissimi amici, ciao. Oh yeah!